Essere giovani in Italia è difficile, anzi è un'impresa, una vera e propria impresa. Essere giovani è un po' come l'amore, ovvero una bellissima illusione. La vita è così noiosa, Guido ci pensa sempre mentre va a lavorare in un bar pieno di gente con il titolare che gli dice sei sempre in ritardo. Coraggio Guido, non fare lo sfaticato. Guido ha 31 anni, un diploma alla ragioneria. Guido in questi anni non ha trovato la sua via. Voleva fare lettere ma non aveva i soldi. Guido lo sa che hanno un prezzo alto i sogni. Guido quanto corri, gli dicono gli amici, che nel momento del bisogno non ci sono mai. Lo lasciano da solo a fare i conti con i guai. Il mondo è pieno di persone approfittatrici. Guido lavora giorno e notte e mentre lavora sogna mille rivolte. Sogna di sputare in faccia al suo capo, che altro non è che un raccomandato. Eh sì, un grandissimo raccomandato. Pezzente, miserabile, vigliacco. Guido ha 1000 progetti, Guido non sopporta i soliti argomenti. Guido altro non è che un sognatore, Guido sta cercando solo la sua occasione. Guido ha 1000 progetti, Guido non sopporta i soliti argomenti. Guido altro non è che un sognatore, Guido sta cercando solo la sua occasione. Per tutti è sempre stato strano, ma lui dei pareri altrui se ne sbatte. Guido sogna di aprire un caffè letterario e per lui questa è l'unica cosa importante. Un caffè dove ospitare artisti e scrittori, in cui dare spazio a tutte le emozioni che generalmente la gente reprime. La gente che piange dentro ma fuori ride. Guido se lo immagina lontano dal centro, dove di ricconi è sempre pieno zeppo. Lui lo vorrebbe aprire in periferia, anche se gli ripetono questa è una pazzia. Guido sta con Chiara che fa la cameriera. Fosse per lui la sposerebbe anche stasera. Lei però gli dice frena gli entusiasmi, prima del grande passo dobbiamo sistemarci. E così va il mondo, purtroppo per fortuna, così va il mondo. Purtroppo o per fortuna. Purtroppo o per fortuna. Guido ha 1000 progetti, Guido non sopporta i soliti argomenti. Guido altro non è che un sognatore, Guido sta cercando solo la sua occasione. Guido ha 1000 progetti, Guido non sopporta i soliti argomenti. Guido altro non è che un sognatore, Guido sta cercando solo la sua occasione. Ebbene sì, solamente la sua occasione. Ma in Italia, per un giovane, quanto costa avere un'occasione? È possibile avere un'occasione? O forse avere un'occasione in Italia è solamente un'utopia? Una bellissima e amara utopia?